Le 6 commissioni permanenti del Consiglio regionale del Veneto si sono insediate, eletti i relativi presidenti, vicepresidenti e segretari. L'elezione delle cariche è avvenuta con un'unica votazione a scrutinio segreto. Alberto Tomello, della lista Stefani Presidente, è il presidente della prima commissione politiche istituzionali dell'Unione Europea. Per la seconda commissione territorio, infrastrutture e trasporti, il presidente è Elisa De Berti. La terza commissione economia, agricoltura, montagna, caccia e pesca vede Roberto Marcato della Lega alla presidenza. Per la quarta commissione è eletto Giampaolo Trevisi del Partito Democratico. Si tratta della commissione della valutazione delle politiche pubbliche e degli effetti della legislazione regionale, oltre alla promozione della legalità. Al vertice della quinta commissione, la commissione delle politiche sociosanitarie, c'è l'ex assessore alla sanità della Lega Manuela Lanzarini. Infine, alla sesta commissione istruzione e lavoro, presidenza di Enoch Soranzo di Fratelli d'Italia. È stato fatto un grande lavoro in una mattinata, abbiamo nominato 6 presidenti di commissione, i loro rispettivi vicepresidenti e poi ovviamente i segretari. Questo significa per noi cittadini che adesso le commissioni sono operative, elaboreranno progetti di legge e proposte per mandarli direttamente in Consiglio e farle diventare in quello che è il Parlamento dei Veneti direttamente leggi che dovrebbero migliorare la vita dei Veneti. Ora il primo impegno del Consiglio regionale del Veneto è quello di arrivare al primo bilancio, dato che sta operando in esercizio provvisorio. Sì, il bilancio è in esercizio provvisorio non per scelta ma per necessità, visto e considerato che non si poteva fare altro avendo votato noi il 23 e 24 novembre. Detto questo, c'è tempo fino ad aprile per approvare il nuovo bilancio, la Giunta appena ci manderà la proposta di bilancio noi la lavoreremo subito, come si dice, con audizioni e farà il passaggio in tutte le commissioni per poi portarla direttamente nel Consiglio, nel Parlamento dei Veneti per essere votata e quindi per avviare subito l'esercizio in maniera non provvisoria ma definitiva.